Buonasera, ben ritrovati a Cronache Venete. Iniziamo subito parlando del comune di Musile di Piave. Alcuni dei commercianti hanno organizzato un concorso per eleggere un Valentino ideale in occasione della festa di San Valentino. Vediamo. Musile di Piave ha festeggiato la festa degli innamorati con una nuova iniziativa, un Valentino per San Valentino. Concorso per giovani ragazzi che hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco con gare di abilità e sfilate. Lomana, da una sedia un po' particolare è nato un po' questo evento, questa manifestazione che è la prima Musile di Piave. Come vi è venuta in realtà questa idea? È una cosa nata per scherzo, uno scherzo simpatico, una sedia, e abbiamo pensato di creare qualcosa alla sera di San Valentino per il paese. Una novità per Musile, che ha voluto reinventare la festa del suo patrono con la prima edizione di questa speciale serata dedicata ai giovani e che vuole proporsi come una tradizione da seguire negli anni a venire. Luana, sei stata una dei giudici di questa serata, qual è stata la tua impressione? Beh, è sempre difficile in ogni caso giudicare quando si tratta di modelli, modelle, sfilate varie, però bisogna tener conto di vari fattori giustamente. Questa sera abbiamo cercato di puntare non solo sull'aspetto fisico ma anche sulla prestazione, insomma, di fronte al pubblico, sulla simpatia logicamente, e speriamo di averci azzeccato. A giudicare i ragazzi in gara una giuria a cui ha preso parte anche Piave TV, con la cronaca in diretta da parte di Radio San Donà, che ha creduto particolarmente nell'iniziativa. E questo è l'importante della faccenda, perché appunto questo calendario poi dovrà essere comprato dalle persone, non tanto perché c'è un bel fustacchiotto che ha vinto, ma perché poi i fondi andranno sicuramente a qualcuno che li utilizzerà nel migliore dei modi. A vincere questa competizione è stato Mattias Callegher, che avrà la possibilità di posare per un calendario il cui ricavato sarà devoluto all'associazione benefica Onlus. Come ti è venuto in mente di partecipare a questo concorso? All'inizio non sapevo che fosse una cosa per aiutare la gente e non ci avrei contato di venire. Invece quando sono venuto a conoscenza del fatto mi ha fatto piacere, è sempre una prima esperienza, ecco. E ricordiamola comunque, Uniti per Crescere, questa Onlus che è nata nel 2008 e che il ricavato del calendario appunto andrà a finire, diciamo così, nelle casse che speriamo siano veramente sostanziose per aiutare i bambini che soffrono di problemi neurologici. È una cosa bella e ci siamo divertiti a fare le cose belle, questo è importante. Questa dimostrazione di quanto un evento ludico possa contribuire attivamente al sociale. What a wonderful